Solo 5 comuni dell'Agrigentino su 33 hanno versato i soldi alla società che si occupa del servizio idrico. Oggi la conferenza stampa del cartello sociale che lancia un appello. Relazione annuale della DIA di Agrigento, interessi, equilibri e rapporti. Incontro con la polizia per la sicurezza in rete, appuntamento tematico sulla città a misura di donna per gli studenti del Leonardo. Basket, la Fortitudo perde il derby contro il Ragusa. Calcio, eccellenza, domani l'Akragas recupera la partita con il Parbombal. Bentrovati gentili telespettatori al nostro appuntamento con l'informazione. In apertura parliamo dell'appello del cartello sociale ai sindaci che ancora non hanno versato i soldi alla società che si occupa del servizio idrico nell'Agrigentino. Solo 5 comuni hanno versato soldi ad AICA su 33. Il nostro direttore Arturo Cantella. Don Mario Sorci, oggi si incontra qui con i sindacati il cartello sociale per annunciare ufficialmente una manifestazione che si terrà il prossimo 20 aprile, un cosiddetto sit-in davanti alla prefettura alle ore 9, per quali gravi problemi relativamente alla gestione delle risorse idriche e della costituenda AICA. Semplicemente perché fino ad oggi soltanto 5 sindaci hanno versato la quota ricevuta dalla Regione come prestito perché AICA possa essere in grado di gestire in maniera adeguata il servizio. 12 hanno già deliberato ma attendono che i soldi vengano accreditati e poi dovrebbero versarli al Comune. Tutti gli altri, se ci sono delle decisioni diverse dal punto di vista politico, di non continuare a sostenere o di non avere forse mai sostenuto AICA, si dica pubblicamente e ognuno si assume le proprie responsabilità. Quindi ci vedremo davanti alla prefettura per significare questo nostro no a questo tipo di scelte e questo tipo di impostazione. Noi siamo per la gestione pubblica dell'acqua, siamo per la gestione così come è stata impostata, non capiamo perché ci si stia comportando in questo modo. Quindi lei è convinto che da parte di alcuni sindaci ci sia la volontà di non continuare a sostenere l'AICA? No, io vedo i fatti. Se si doveva da parte di ciascun comune deliberare prima e poi ottenere la quota di prestito e versarla ad AICA, perché non è stata fatta? 1 più 1 fa 2, se ci sono altre motivazioni che si dicano pubblicamente, non sono convinzioni mie, io mi auguro di sbagliare in questa, chiamiamola considerazione, ma è matematica. Se tu chiedi come AICA un prestito alla Regione perché da sola non è in grado di andare avanti e poi ti viene chiesto di deliberare in consiglio comunale, di fare la richiesta di avere la quota parte e non la versi, qualcosa non va, qualcosa non funziona. Questo comporta chiaramente dei disguidi anche a livello di distribuzione idrica? No, non credo. AICA e i membri che gestiscono AICA sono votati, scelti dagli stessi sindaci, quindi è chiaro. Fino ad adesso devo dire che chi è stato al vertice di AICA fino ad adesso ha fatto una gestione pubblica con trasparenza. Che il servizio vada migliorato è sotto gli occhi di tutti. Tante le tematiche, sentiamo ora i rappresentanti del cartello sociale che ci spiegheranno brevemente la loro posizione relativamente a questa sit-in di giorno 20 davanti alla prefettura per la gestione dell'AICA. Iniziamo con la Will. Vogliamo capire le volontà di molti sindaci della provincia di Agrigento che remano contro la gestione pubblica dell'acqua in provincia di Agrigento, quindi contro AICA. Quindi vogliamo capire realmente quali sono le loro volontà. Da un lato prendono acqua anche per i loro fabbisogni e non la pagano, dall'altro non versano i finanziamenti che dovrebbero arrivare dalla Regione e dall'altro c'è pure la volontà di cercare di rendere zoppa quella che è nata per gestire pubblicamente l'acqua in provincia di Agrigento.
Alcuni sindaci pensano e vogliono scambiare AICA come il proprio bancomat comunale. Faccio un esempio: hanno utilizzato acqua per euro 800.000. Questi non li hanno pagati. Ci sono comuni scandalosamente come Licata, che non ha neanche versato la quota di partecipazione, che non ha versato un centesimo per i servizi che riceve. Allora, questi devono capire che indietro non si torna. Noi abbiamo salutato positivamente la nascita di un CDA sganciato dalla politica. Abbiamo l'impressione che qualcuno si voglia accanire contro questo CDA per cambiarlo e metterci qualcuno che consenta di tornare al passato. Il cartello sociale questo non lo consentirà. Atteggiamento contraddittorio: da un lato vogliono un servizio, dall'altro lato si mettono quasi per traverso, anzi si mettono di traverso per non farlo camminare. Noi sosteniamo che gestire il servizio pubblico con un'azienda pubblica sia una grande opportunità che si è creata nel territorio e che, se non opportunamente sfruttata, credo che dimostreremo ancora una volta che siamo la seconda e la terza Italia, e questo secondo me un primo cittadino responsabile non lo può permettere. Ecco, brevemente sentiamo anche il dottore Pezzino della unità pastorale. Allora, noi vogliamo capire in maniera abbastanza chiara se questi ritardi sono dovuti a delle disfunzioni burocratiche, a un ripensamento rispetto alla scelta originaria fatta, oppure se ci sono delle motivazioni ancora più gravi, cioè una strategia vera e propria per affossare l'AICA fin dalla sua nascita. Una pensionata di 93 anni e il figlio di 53 anni sono rimasti gravemente feriti nell'incendio divampato nella tarda serata di ieri all'interno della loro abitazione ad Aragona, nell'Agrigentino. La donna è ricoverata nel reparto di terapia intensiva dell'ospedale San Giovanni di Dio nella città dei Templi. L'uomo è stato trasferito con un elicottero del 118 all'ospedale Cannizzaro di Catania. Entrambi, oltre che a riportare gravi ustioni, sono rimasti fortemente intossicati dal fumo che si è sprigionato dal fuoco. A portarli fuori dalla casa sono stati i vigili del fuoco di Agrigento. Il rogo, secondo i primi rilievi, sarebbe divampato da una stufa a gas che era stata posizionata vicino a un divano dove forse si trovava il 53enne. L'anziana invece probabilmente era a letto. Madre e figlio hanno tentato di uscire dall'abitazione, ma sono stati bloccati all'interno per il troppo fumo presente. A richiedere l'intervento dei soccorsi sono stati alcuni vicini di casa allertati da un'esplosione, quella di un condizionatore, alla quale hanno fatto seguito quelle dei vetri dell'abitazione. Sul posto per le indagini sono intervenuti i carabinieri di Aragona. Mafia, la relazione della DIA di Agrigento, equilibri, interessi e rapporti. Arturo Cantella. Relazione stamani dell'attività investigativa della DIA nella nostra provincia è stata fatta dal responsabile dottor Cilona, che afferma come nel nostro territorio, quello agrigentino, ormai assodata la presenza sia di Cosa Nostra che della SIDA. L'articolazione di Cosa Nostra rimane invariata, questo emerge nella relazione dei primi 6 mesi del 2021. 2 le realtà mafiose, entrambi storicamente radicate nel tessuto sociale e produttivo della nostra economia, una convivenza finalizzata alla risoluzione delle problematiche comuni, nonché all'individuazione e alla spartizione di attività criminali da fare nel loro territorio di competenza, diversi gruppi che gestiscono in alcuni comuni le attività criminali anche su base familiare, i cosiddetti paracchi in piccole realtà, evidenziato anche la gestione criminale durante il Covid-19. Il Covid sicuramente nella fase relativa allo sfruttamento economico di questo momento di crisi e conseguentemente di ripresa vede una importante vulnerabilità che la mafia sicuramente in maniera molto attenta cercherà di sfruttare. Sto parlando ovviamente della mole di denaro che arriverà dai piani di risanamento che sono previsti e che porteranno un flusso di denaro sul territorio. Non è una novità che i flussi di denaro provenienti dallo Stato, dalla Regione e ancora prima appunto quelli strutturali della Comunità Europea sono da sempre una delle mire principali degli ambiti economico-finanziari della mafia.
Cosa Nostra e Stidda sono un'unica cosa? No, Cosa Nostra e Stidda sono organizzazioni differenti, storicamente differenti, culturalmente differenti, ma nell'agire mafioso utilizzano ovviamente gli stessi sistemi, lo stesso canovaccio fatto di intimidazioni, fatto di monopoli di mercato. È chiaro che, ma questo appunto lo abbiamo visto nelle ultime operazioni di contrasto, si predilige oggi una sorta di pax mafiosa che è utile alle consorterie per poter fare meglio i loro affari senza attrarre molto l'occhio indagatore dello Stato, ed è questo uno dei problemi principali che oggi dobbiamo affrontare, ed è un'idea che dobbiamo sdoganare, quella del fatto che la mafia, in quanto silente, in quanto liquida, in quanto inabissatasi, non sia più pericolosa. La mafia è pericolosa perché trae fondamento da tutta una serie di elementi economici, ma anche elementi culturali che sul nostro territorio, ahimè, risultano ancora oggi molto marcati, e quindi è un centro di potere che come tale, calamita a sé, attrae l'imprenditore balordo che non sa fare imprenditoria sana, che attrae l'ignorante che è convinto appunto di poter ancora rivolgersi al mafioso per risolvere un dissidio privato o per qualunque altra problematica che gli si presenti. Quindi ci sono ancora molti soggetti di questo tipo che hanno deciso liberamente, scientemente, di partecipare per una comunità che sicuramente non è quella civile, ma è una comunità mafiosa. Vi ritenete soddisfatti del lavoro fatto, comandante, qui in provincia di Agrigento? O si poteva fare di più? Si può sempre fare di più, si può sempre migliorare nella lotta alla mafia, e sicuramente l'autorità distrettuale antimafia ha incessantemente aperto un focus investigativo sul territorio. Le forze di polizia, la polizia giudiziaria è sempre presente sul territorio. La questione principale è quella che è stata anzidetta, cioè dire che combattere e vincere l'ambito militare, l'ambito violento della mafia non significa sradicare il fenomeno dal territorio. Il ruolo della politica qual è? Il ruolo della politica è un ruolo fondamentale. La politica nella sua nobile missione di orientare la comunità verso il benessere deve oggi non solo denunciare la mafia, non solo denunciare i mafiosi, ma creare anche le condizioni affinché, condizioni ovviamente anzitutto normative e quindi amministrative, affinché quegli strumenti che negli ultimi anni ci hanno concesso di dare di infliggere dei significativi colpi alla mafia continuano a essere presenti o addirittura, se è possibile, migliorati. La mafia è social nella misura in cui, dal punto di vista investigativo, questo è il dato che emerge dalle attività di indagine, fa sempre più uso dello strumento informatico nel veicolare le comunicazioni, fatto che comunque non scoraggia gli investigatori. La mafia è social dal punto di vista identitario, ma questo è un discorso più ampio e non strettamente connesso al fenomeno mafioso agrigentino, in quanto molto spesso si porta, e quindi lo strumento social ha una importanza in sé, ad evocare la mafia in maniera tutt'altro che malefica, quasi fosse qualcosa di forte. Ma il male, insomma, non va mai incoraggiato né sui social né su qualunque altro tipo di mezzo di comunicazione di massa. C'è un legame con le famiglie estere, con le famiglie mafiose estere da parte nel nostro territorio, sia nazionali che internazionali? Avete un dato di riferimento su questo?
Dalle ultime attività di indagine che abbiamo analizzato emerge l'esistenza appunto di questi rapporti, anzi di consolidati rapporti ad altissimo livello. Stiamo parlando della famiglia newyorkese dei Gambino. Storicamente sono sempre stati saldi i rapporti con le consorterie mafiose d'oltreoceano. Sto parlando appunto della mafia di Montreal, quindi dei canadesi, i Rizzo, e quindi il clan Rizzuto è uno dei clan che in passato aveva molta capacità pervasiva nel tessuto economico sia di quel paese che di riflesso anche della nostra provincia. Avrebbero truccato concorsi per professori ordinari e ricercatori universitari al Policlinico Paolo Giaccone di Palermo. I carabinieri del NAS hanno eseguito un'ordinanza agli arresti domiciliari nei confronti di un ex professore e direttore del Dipartimento di Chirurgia del Policlinico, ora in pensione, della figlia chirurgo plastico all'ospedale civico di Palermo. Notificati anche provvedimenti di interdizione ai pubblici uffici per la durata di 12 mesi con l'obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria a 11 indagati. Altre 10 le persone indagate in stato di libertà. Agli indagati vengono contestati a vario titolo i reati di corruzione, peculato, turbata libertà di scelta del contraente, truffa, rivelazione e utilizzazione dei segreti d'ufficio, falso ideologico in documenti informatici, calunnia e abuso d'ufficio. Diversi erano i metodi utilizzati, sia influendo sulle modalità dei criteri di valutazione dei candidati e dei loro titoli, sia raccogliendo informazioni destinate a rimanere segrete con la collaborazione di membri delle commissioni sui punteggi provvisori attribuiti dai commissari e ai candidati allo scopo di far redigere nuove graduatorie provvisorie o inserire nei verbali di riunione delle commissioni criteri di selezione più favorevoli ai candidati di loro gradimento, fino a ricorrere all'invio di lettere di cui veniva raccomandata l'immediata distruzione dopo la lettura, nelle quali venivano segnalati i candidati di gradimento. Operazione Lucignolo, un finto centro di formazione con base in provincia di Reggio Calabria e sedi in altre parti d'Italia, che rilasciava falsi diplomi che poi non venivano riconosciuti dalle istituzioni. A scoprirlo sono stati i finanzieri del comando provinciale e gli agenti della Polizia Metropolitana di Reggio, che hanno eseguito un'ordinanza di custodia cautelare nei confronti di 10 persone emessa dal GIP su richiesta dal procuratore di Reggio Calabria Giovanni Bombardieri e dei suoi PM per il reato di associazione a delinquere finalizzata alla commissione di truffe, falsi e autoriciclaggio. Tra le 10 persone coinvolte c'è anche un agrigentino. Si tratta di Enzo Riggi, 50 anni, di Ribera. Il GIP Carin Catalano ha disposto nei suoi confronti l'obbligo di dimora e presentazione alla polizia giudiziaria. Riggi viene contestato di fatto il ruolo di broker, vale a dire uno dei procacciatori di clienti in Sicilia. Tra le accuse anche quella di aver falsificato gli attestati e abilitazioni. Gli inquirenti avrebbero fatto luce su una sorta di diplomificio. Gli accertamenti avrebbero consentito alla procura di delineare l'esistenza e l'operatività del sodalizio criminale dietro la parvenza di un finto centro di formazione internazionale falsamente riconosciuto e convenzionato con enti pubblici e università italiane e straniere. Per i pubblici ministeri si tratta di un'associazione stabile e strutturata, attiva fino al 2016, che sarebbe riuscita ad accumulare proventi per milioni di euro, raggirando decine e decine di vittime. L'inchiesta è partita dalle denunce di persone truffate che avevano frequentato alcuni corsi, ma i cui titoli non erano stati ritenuti validi nell'ambito di procedure valutative del personale nelle pubbliche amministrazioni. Stando agli accertamenti di Finanza e Polizia Metropolitana, gli indagati erano in grado di fornire diplomi di laurea di università straniere con la relativa omologazione, ma anche diplomi di università italiane telematiche, certificati di conoscenza della lingua inglese e abilitazioni all'attività didattica. Per i pubblici ministeri però era tutto falso. Inoltre in alcuni casi i titoli erano rilasciati senza la frequenza di alcun corso o il superamento di alcun esame. Vino contraffatto rivenduto a ristoranti, sequestro di un intero
compendio aziendale del valore di circa 3 milioni di euro, all'interno del quale operava uno stabilimento enologico dedito alla sofisticazione di vini con sede a Monreale. Sequestrato vino per cui non è stato possibile tracciare l'origine e la provenienza, per un valore stimato di oltre 5 milioni e 160 mila euro. In particolare le investigazioni svolte dai finanzieri della compagnia di Partinico, scaturite da un'indagine di iniziativa nel settore della tutela del consumatore e del Made in Italy, hanno permesso di accertare che una nota cantina con sede a Monreale, riconducibile ad un soggetto noto nell'ambito della commercializzazione di vini, aveva verosimilmente posto in essere complessi artifizi contabili grazie all'ausilio di altre società consorelle esistenti all'interno del compendio aziendale, costituite ad hoc, annotando fittizie introduzione di mosti, uve e vini, con il mero fine di creare un presupposto di apparente legalità ai prodotti vitivinicoli commercializzati, con false denominazioni di origine e indicazioni geografiche siciliane, stante alle evidenze investigative ottenuti anche mediante l'utilizzo fraudolento di zucchero miscelato con l'acqua. Infatti le partite di zucchero di barbabietolo, zucchero di canna acquistate in nero da azienda con sede in Palermo giungevano presso la cantina sita a Monreale gestita dal soggetto indagato principale, dove veniva effettuata la miscelazione con acqua, ottenendo così un composto liquido strumentale alla preparazione di falsi vini e mosti. Dopo la miscelazione il prodotto liquido ottenuto era destinato alla commercializzazione presso attività di ristorazione e private. Alfonso Pecoraro Scanio, presidente della Fondazione Univerde, già ministro e con origini siciliane, ha accompagnato al Ministero delle Infrastrutture una delegazione di sindaci composta dal primo cittadino di Agrigento, Franco Miccichè, dal sindaco di Alessandria della Rocca, Giovanna Bubello, e dal collega di Corleone, Nicolò Nicolosi. Presenti all'incontro con il viceministro Teresa Bellanova e i tecnici anche Angelo Cambiano, già sindaco di Licata e oggi caposegreteria di Giancarlo Cancelleri, sottosegretario alle infrastrutture. Oggetto di discussione la statale 118 Corleonese Agrigentina. Vediamo. E siamo venuti a incontrare la vice ministra Teresa Bellanova, che a un evento che avevo organizzato insieme agli amici della Coldiretti con la Fondazione Verde avevamo parlato proprio in quell'evento della necessità di dare una risposta all'emergenza in Sicilia, in particolare in provincia di Agrigento, per la strada statale 118, una strada problematica. E oggi abbiamo visto il sindaco di Agrigento, la sindaca di Alessandria della Rocca, il sindaco di Corleone che adesso è dovuto andare via, e abbiamo incontrato qui Teresa, che ha preso anche lei, come dire, a cuore questa emergenza e questo sostegno a una zona particolarmente disagiata da un punto di vista delle infrastrutture. Teresa. Sì, questo incontro è un incontro che non è risolutivo, però lo prendiamo in carica con l'impegno a lavorare perché parte la progettazione, perché ci possono essere le risorse nel futuro contratto di programma con ANAS e soprattutto per garantire quello che giustamente i sindaci del territorio chiedono, che è la mobilità accessibile a tutti e in sicurezza. Su questo ci metteremo tutto l'impegno e spero che in breve tempo, anche convenendo con la Regione, noi possiamo dare una risposta positiva al territorio. Io ringrazio Teresa, il sindaco, i sindaci. Io ringrazio il Vice Ministro Teresa Bellanova per averci ospitato, la massima disponibilità. Ancora una volta lo Stato c'è, la politica c'è, è vicino a noi sindaci, vicino ai nostri territori, e penso che in effetti è vero, come ha detto il Vice Ministro, non è risolutivo, però già l'impegno è stato preso. Grazie. Giovanna? Penso che sia importante l'incontro di oggi perché apre la possibilità di dare una risposta concreta alle nostre popolazioni per garantire il diritto alla mobilità e il diritto alla salute, i diritti fondamentali che passano attraverso la realizzazione della 118 ammodernata, che è la strada che ci collega ai primi presidi ospedalieri del nostro territorio e garantisce i diritti fondamentali. Grazie dunque all'onorevole Pecoraro Scanio che ci ha accompagnato, è originario del mio paese. Io sono veramente felice di aver avuto l'opportunità di avere questo grande sostegno e ringrazio tantissimo la Vice Ministra Teresa Bellanova
che ha preso a cuore il problema della viabilità dell'area interna e della 118. Grazie. Bene, io dico che abbiamo incontrato prima anche il rappresentante del sottosegretario Cancellieri, che pure si è impegnato molto su questa materia, e spero che tutta la struttura del Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibile, peraltro, possa dare veramente una risposta in tempi, come dire, relativamente rapidi a una situazione che si trascina da un secolo. Quindi risolviamo e aiutiamo la provincia di Agrigento. Un capannone trasformato in un deposito di auto rubate che venivano smontate e rivendute a pezzi è stato scoperto dai carabinieri della compagnia di Paternò, che hanno arrestato 2 persone per riciclaggio aggravato e ricettazione in concorso e denunciata gestione di rifiuti non autorizzata. Sono un 55enne che aveva la struttura in affitto e si occupava di una ditta del settore di commercio di autoricambi usati, pubblicizzata su un social network e su siti specializzati su internet, e un suo aiutante di 30 anni. I 2, secondo l'accusa, avrebbero ottenuto un'accurata contabilità di almeno 46 autovetture già selezionate e sezionate, i cui pezzi smontati erano già pronti per la spedizione ad acquirenti su tutto il territorio nazionale. I militari dell'Arma hanno trovato appunti su un quaderno sulla disponibilità di ricambi suddivisi per marca e modello. Nel capannone, ancora quasi del tutto integra, i carabinieri hanno anche trovato una Fiat Tipo rubata domenica scorsa in un centro commerciale a Catania e un'attrezzata officina per lo smontaggio delle autovetture. In un terreno aziendale che è stato sequestrato è stata scoperta un'attività di smaltimento di rifiuti speciali pericolosi non autorizzata, con sversamento di oli ed idrocarburi esausti. L'autorità giudiziaria ha convalidato l'arresto di 2 indagati, disponendo ai domiciliari per il 55enne e l'obbligo della presentazione alla polizia giudiziaria per il 30enne e il sequestro dell'area. Nei confronti del 55enne è stata disposta anche la sospensione del beneficio della quota di denaro percepita dalla sua convivente con il reddito di cittadinanza. Furto in un appartamento posto al primo piano in contrada Adragna, a Sambuca di Sicilia. I ladri, approfittando dell'assenza del proprietario di casa, nel mattino sono entrati in azione e hanno portato via gioielli, oro e 15.000 euro in contanti custoditi all'interno di una cassetta metallica. A fare la scoperta è stato il 62enne. Una volta rientrato in casa, evidentemente chi ha agito conosceva molto bene le sue abitudini. L'uomo ha denunciato l'accaduto ai carabinieri della locale stazione. Rischi e pericoli del web. La polizia incontra i giovani ad Agrigento. Arturo Cantella. Un pullman brandizzato con i luoghi istituzionali è assostato stamani presso la questura di Agrigento in piazza Vittorio Emanuele. Qualificati operatori della polizia postale hanno incontrato studenti, insegnanti di scuole di primo e secondo grado, famiglie e visitatori, illustrando loro le principali insidie del web, effettuando un'opera di sensibilizzazione e prevenzione dei pericoli connessi all'utilizzazione della rete internet e di stare sempre guardinghi verso probabili truffe. Cerchiamo di promuovere la sicurezza informatica e l'uso consapevole degli strumenti informatici messi a disposizione ai giovani e anche ai meno giovani, ovviamente. Ecco, l'utenza a chi è destinato? Abbiamo visto che ci sono diversi ragazzi, le scuole, le associazioni. Sono ragazzi di scuola superiore principalmente, ma anche un po' più piccoli. Ovviamente tendiamo a considerare i millennials quali destinatari di questi messaggi che cerchiamo di comunicare. Ecco, oggi i reati informatici sono purtroppo in continuo aumento. Il vostro contrasto, la vostra azione quotidiana in cosa consiste, comandante? Soprattutto la nostra azione è di carattere preventivo e cerchiamo di implementare quanto è possibile abbia un impatto sul piano culturale, perché un'azione repressiva ovviamente per noi è una sconfitta. Cerchiamo di utilizzare degli strumenti che consentano di evitare che si pregiudichi la sicurezza dei ragazzi. Ecco, questo poi ecco, anche perché i ragazzi oggi usano moltissimo i social e ci sono tante fake news, tante notizie false. Assolutamente sì, diciamo, questo è un ambito diverso, però voi risalite a eventuali mittenti, insomma. Ovviamente abbiamo delle armi a nostra disposizione e
come dicevo, cerchiamo principalmente di agire d'anticipo. Una raccomandazione che vogliamo fare magari agli utenti più giovani che arriva da parte degli esponenti dello Stato? Di essere curiosi, di rallentare un po' anche le loro azioni, di cercare di utilizzare un po' il ragionamento nell'uso di strumenti che al giorno d'oggi vengono utilizzati in maniera un po' distorta. Quindi fare molta attenzione. Assolutamente sì, cercare di essere un po' più riflessivi. Adesso c'è la pubblicità, a tra poco vi aspetto. Sviluppo delle città a misura di donne, incontro tematico per gli studenti del Liceo Scientifico Leonardo di Agrigento diretto da Patrizia Pilato. Arturo Cantella. Presentata stamani presso lo spazio Temenos di Agrigento un'iniziativa fatta dal Liceo Leonardo diretto dalla DS Patrizia Pilato dal tema sviluppo delle città a misura di donna, STEM al femminile, con ospite d'eccezione la professoressa Lucrezia Reclin, docente ordinaria di economia della London Business School e già parlamentare nazionale. Si è discusso del gap della donna nel campo scientifico, appunto STEM, scienze, tecnologie, ingegneria e matematica. Intanto si sguarda al panorama del lavoro, le donne, ora non mi sto ad annoiare con i dati, però insomma, questi sono dati importanti che dovreste appunto vedere, le donne sono pagate in media molto meno che gli uomini, hanno c'è una percentuale molto più alta di lavoro part-time involontario, cioè non è che si sceglie il part-time come scelta, ma si è obbligati a prendere part-time perché non si riesce a trovare il lavoro a tempo pieno, appunto forte disparità salariale, la percezione percepita dalle donne in media inferiore da quella percepita dagli uomini. Questo perché il lavoro, quando poi le donne entrano nel mercato del lavoro, il lavoro diventa immediatamente molto frammentato, quando arrivano i figli appunto si smette di lavorare, quindi le carriere sono interrotte e quindi il percorso, questo percorso identitario di cui parlavo prima, il lavoro siamo noi, il lavoro è quello che ci rende cittadini, eccetera, è una cosa che si fragilizza. Quindi è una questione un po' di domanda, le donne scelgono di lavorare nel momento in cui arriva la famiglia, ma anche di offerta di una società che non accoglie, che non rende facile questo percorso. Quindi c'è sia la domanda che l'offerta appunto i dati vanno tutti in questa direzione perché la bassa occupazione soprattutto arriva dopo il primo figlio. Ci sono i dati per esempio di quanto i congedi vengono presi tra padri e madri e appunto in queste regioni c'è molta meno condivisione, quindi ancora una volta appunto questo percorso va fatto insieme, voglio insistere su quest'idea. E poi arriviamo all'esterna, c'è una più alta percentuale di iscrizione alle università, però c'è una bassissima preferenza appunto delle studentesse verso le materie scientifiche. Presentato il primo centro di sostenibilità e transizione ecologica dell'Università di Palermo. Vediamo. Si inaugura oggi il Centro per la Sostenibilità, un centro che avrà un'autonomia amministrativa, quindi avrà una sua capacità anche finanziaria, che dovrà in qualche modo sviluppare non soltanto tematiche per noi molto importanti, perché in realtà parlare di sostenibilità significa affrontare una tematica di interesse globale e questo avverrà grazie all'intervento di specialisti che sono nostri colleghi, che sono ognuno di loro esperti nei obiettivi sostenibili dell'agenda delle Nazioni Unite del 2030. Ma al di là di questo, oltre ad essere un centro di ricerca, l'obiettivo è quello di creare delle strutture sul modello dei Living Lab capaci di trasferire alla comunità, innanzitutto quella accademica e quella degli studenti, ma soprattutto anche oltre i limiti dell'Ateneo, cercare di creare dei modelli comportamentali. Faccio riferimento evidentemente alla necessità di decarbonizzare il più possibile, di utilizzare energie alternative, di introdurre l'economia circolare dovunque, di cominciare a consumare cibi a chilometro zero, insomma un vero e proprio cambio di passo che deve portare alla creazione di specialisti del settore, ma anche di far creare un centro che possa diventare educatore, promotore dello sviluppo, promotore del cambiamento. Un'università dentro la propria città ha questo ruolo fondamentale.
di cambiare in qualche modo lo stato delle cose, e questo è un obiettivo evidentemente non a brevissimo termine, perché ci vorranno degli anni per portare a una modifica metodologica nei cambiamenti, nei stili di vita, ma ritengo che questo sia un passaggio nodale, perché porta l'Ateneo di Palermo a essere innanzitutto la prima università d'Italia a fare una cosa di questo tipo, ma anche a essere un modello che deve essere seguito anche dalle comunità circostanti. Covid, poche vaccinazioni nell'Agrigentino, il virus continua a circolare nella nostra provincia e la situazione per quanto riguarda il livello di attenzione rimane di allarme, lo dice il commissario straordinario dell'ASP di Agrigento, Mario Zappia, nel consueto punto settimanale sull'andamento epidemiologico in provincia. Vediamo. L'andamento della pandemia nella prima settimana di aprile, siamo al giorno 8, vediamo che ancora, come voi sapete, il virus continua a circolare fra noi, abbiamo quasi 11.000 casi nella nostra provincia, quindi questo basterebbe per far capire che la situazione continua a mantenersi in una fase di allarme, almeno per quanto riguarda l'attenzione che dobbiamo avere nei confronti di questo virus. Io, indipendentemente dal discorso delle mascherine abbandonate sì o no, continuo a insistere nel fatto che se ci troviamo in ambienti chiusi o in ambienti sovraffollati, abbiamo discussioni di gruppo, io continuo a mantenere la mascherina indipendentemente dall'obbligo meno. Vi dico anche che per quanto riguarda le medicine nella nostra provincia Covid, le medicine continuano a essere abbastanza popolate, perché nella medicina di Agrigento abbiamo 29 su 30, quindi sostanzialmente è tutto occupata, anche la medicina di Ribera 24 pazienti nel reparto di medicina, mentre ha un solo paziente nel reparto di rianimazione. Ovviamente questi numeri variano, ma da un po' di settimane vi sarete accorti che sia per quanto riguarda la medicina che le terapie intensive abbiamo una media di 60 persone settimanali che stanno all'interno dei nostri ospedali. Questo ovviamente condiziona il funzionamento degli ospedali, soprattutto del San Giovanni di Dio di Agrigento, che non riusciamo a liberare dal Covid. Per quanto riguarda i tamponi, la percentuale di positività si attesta sul 35%, quindi a conferma che il virus continua a circolare fra noi, e quindi si conferma quello che noi andiamo dicendo da più settimane. Così come si conferma anche l'andamento delle vaccinazioni, che continua a decrescere, sono 1300 circa per questa settimana, e questo ha fatto in modo che l'azienda si sta attrezzando per rimodulare i punti di vaccinazione, ma anche e soprattutto gli orari di vaccinazione, perché ricorderete nelle passate comunicazioni che vi abbiamo fatto che ci sono, soprattutto per quanto riguarda la fascia 0,5 e la fascia 5-11, che abbiamo numeri veramente risibili. E questo fa sì che sviluppano quei numeri che poi avete visto, quei 10.000 o comunque quei 500, 600, 800 positivi al giorno, e quindi il virus continua a circolare fra noi, soprattutto fra i giovani nelle scuole. Il 2022 doveva essere l'anno della ripresa economica, invece sono arrivati gli aumenti del costo dell'energia, del carburante e anche la guerra, grido d'allarme di Confartigianato. Vediamo. Non abbiamo avuto neanche il tempo di ripartire dopo 2 anni di crisi legata alla pandemia, che il conflitto Russia-Ucraina rischia di farci sprofondare in una crisi senza precedenti. Con un comunicato stampa il segretario di Confartigianato Imprese, Messina, Francesco Giancola, manifesta la propria preoccupazione. Il 2022, scrive, doveva essere l'anno della ripresa economica, della ripartenza di tutto il tessuto economico. E invece una guerra senza senso rischia di mandare all'aria tutti i sacrifici fatti dai nostri lavoratori e dalle nostre aziende. Gli aumenti del costo dell'energia e del carburante, continua Giancola, stanno mettendo in ginocchio un settore che rischia di arrivare al collasso. Per molte aziende, infatti, con il caro bollette ha più senso non aprire la propria attività, perché il costo delle utenze e dei consumi è troppo elevato rispetto alle entrate. Proprio per tutelare un settore che rappresenta il motore del nostro paese, Confartigianato Messina si unisce all'appello lanciato dagli imprenditori edili siciliani che insieme ai colleghi delle altre zone d'Italia si sono riuniti a Roma, dove hanno sottoscritto un documento diretto al Presidente del Consiglio Mario Draghi per chiedere ulteriori sostegni al settore artigiano. Nonostante il governo abbia stanziato 19 miliardi di aiuti, di cui 14 copriranno i primi 6 mesi del 2022,
nonostante siano stati introdotti crediti d'imposta per le imprese e il prezzo del carburante è stato ridotto di 25 centesimi. C'è il rischio che il prolungamento della guerra richieda ulteriori interventi nel lungo periodo. Non possiamo permetterci, in un momento economico-sociale così delicato, conclude il segretario di Confartigianato Imprese Messina, di lasciare senza tutele le nostre imprese, i nostri lavoratori e le loro famiglie. Si rischierebbe una situazione di default da cui sarebbe davvero complicato ripartire. Una volta la Sicilia era il granaio d'Europa ai tempi dell'impero romano, ora con la crisi dell'Ucraina non si coltiverà il grano aumenta, ecco, ci sarà in questo senso un ritorno alla coltivazione del grano che recentemente era stata un po' abbandonata qui da noi in Sicilia? Allora, la coltivazione del grano o la non coltivazione del grano non dipende soltanto dalle guerre, ma dipende dalle condizioni di mercato. E una volta la Sicilia era il cosiddetto granaio d'Italia, ancora oggi si producono importanti varietà. Immaginate che soltanto sul grano si raccolgono, si conoscono 230 grani siciliani antichi, quindi è una delle collezioni più vaste. Se si dà importanza a quello che si chiama sovranità alimentare, cioè se noi reimpariamo a rispondere alle nostre esigenze alimentari utilizzando le qualità del nostro territorio e le nostre conoscenze, sicuramente saremo pronti a reagire a qualunque crisi anche di tipo alimentare. Quindi la Sicilia deve assolutamente, anche l'Italia, ritornare a fare quello che ha sempre saputo fare, coltivare i buoni grani e le buone piante di cui è proprietaria. Ecco, solo i grani o anche altre varietà, dovute sempre alla crisi che c'è attualmente, alla guerra in atto? Ma allora, sfatiamo un mito. Nel mondo ci sono 320 conflitti, circa 50 ad alta intensità, questa è una dei tanti conflitti. Noi dobbiamo imparare a costruire la pace. Sicuramente la pace si costruisce quando ogni popolo impara a provvedere alla propria alimentazione, producendo non solo il proprio pane, attraverso il proprio grano, ma tutto quello che serve, e impara a scambiare le eccellenze, perché lo scambio delle eccellenze è una cosa importante, lo scambio del grano un po' meno, perché trasportare il grano dal Canada, per come oggi avviene, o dall'Ucraina stessa, ha comunque, al di là della guerra, un costo anche di ordine ambientale. È stata inaugurata al Policlinico di Catania l'area di preghiera interreligiosa negli spazi esterni dell'ospedale. All'inaugurazione erano presenti i rappresentanti delle comunità religiose etnee, un'area nella quale potersi raccogliere in preghiere, in cui i fedeli di altre religioni si potranno incontrare nell'ottica di una integrazione tra culture e fedi religiose diverse che riescono a convivere nella pace e nell'armonia. Vediamo. Giuseppe Salomone. Sì, farò avere questa allora lettera, farò avere. Okay. Questa area interreligiosa è una cosa molto bella e fa onore alla città di Catania, perché permette a tutti coloro che si recano in ospedale o escono da esso di fermarsi a pregare e a meditare, ognuno nel proprio credo, per affidarsi al Signore e per trovare la necessaria serenità per affrontare il dolore. Un momento di grande importanza, questa inaugurazione di un'area interreligiosa, un'iniziativa sempre da accogliere, e la presenza di tutte le confessioni dà un messaggio di una città multireligiosa, multietnica e all'insegna del dialogo costruttivo e un confronto per raggiungere la pace.
La Fortitudo Moncada Basket Agrigento non è riuscita a uguagliare il record di San Severo delle 22 vittorie consecutive in campionato. Arriva lo stop alla 21esima. I biancazzurri sono stati sconfitti nel derby contro la Virtus Ragusa con il punteggio di 77-74. La squadra allenata da Michele Catalani, priva di Chiara Stella fuori per infortunio, ha dominato la partita per i primi due parziali con il punteggio di 16-19 e 19-26. Ragusa però non ha mollato mai e grazie all'ex Paolo Rotondo, protagonista con 19 punti, 17 rimbalzi, ha rimontato e ribaltato il match. Catalani commenta: facciamo i complimenti a Ragusa perché ha lottato fino alla fine e non ha smesso di crederci. Hanno affrontato la partita con l'atteggiamento giusto e noi dobbiamo essere pronti per i prossimi impegni. Calcio eccellenze, recupero della sfida tra Parmonval e Akragas, rinviata 4 giorni fa a causa dell'impraticabilità del terreno di gioco dello Monaco per via della pioggia caduta su Palermo lo scorso fine settimana, si terrà domani, sabato pomeriggio alle ore 16, sempre nell'impianto di Mondello. Per i biancazzurri, seconda forza del girone A di eccellenza, si tratta di uno snodo cruciale. Una vittoria infatti consentirebbe alla squadra di Terranova di avvicinarsi al secondo posto o addirittura di blindarlo definitivamente laddove la Don Carlo Misilmeri perdesse il recupero. Vediamo. Sabato si recupera la sfida in trasferta contro la Parmonval, posta in palio importantissima soprattutto per l'Akragas. Come l'avete preparata questa ennesima battaglia calcistica? Preparata nei minimi dettagli come facciamo ogni settimana. Sappiamo di affrontare un avversario difficile su un campo particolare, su un terreno in terra battuta, quindi già lì dobbiamo essere bravi a entrare subito con la mentalità giusta, con l'approccio giusto. Sappiamo di affrontare un avversario difficile, un avversario che ha messo in difficoltà le grandi del campionato, quindi ho una squadra molto sensibile, ha capito il momento particolare della stagione dove qualsiasi tipo di gara è fondamentale. Come arrivate a questa fase finale della stagione? Sabato mancheranno i difensori Tunisi e Cipolla. Arriviamo bene, arriviamo in fiducia, arriviamo da buoni risultati, da buone prestazioni, quindi la squadra ha assimilato in questi 2 mesi il cambio di mentalità che ho chiesto a loro quando sono arrivato. È chiaro che sappiamo di indossare una maglia importante, dobbiamo affrontare tutte le partite per provare a vincerle, poi c'è l'avversario, ci sono le situazioni e quindi il risultato alla fine penso che sia il frutto di una buona prestazione. Se noi riusciamo a garantire sempre un target di prestazione, sono convinto che questa squadra può raggiungere l'obiettivo che si è prefissato inizialmente. Quanto è importante per l'Akragas blindare e arrivare al secondo posto? L'Akragas deve mettersi in testa che deve provare sempre a giocare a vincere. Mancano 3 gare, sappiamo che dobbiamo fare il massimo punteggio per raggiungere un obiettivo che credo sia primario, che è quello del secondo posto, e poi onestamente possiamo riuscire a raggiungere anche l'obiettivo della finale diretta. Con questo è tutto, termina qui l'edizione del telegiornale. Grazie per la gentile attenzione e per essere stati con noi. A presto.